siamo convinti che questo, pur tutelando tutto ciò che deve essere tutelato, e ovviamente siamo aperti a qualsiasi contributo, questo determini tre effetti. Il primo è quello di consentire alle famiglie di investire i loro risparmi nelle loro proprietà e quindi tolgono i soldi da sotto il materasso e li valorizzano migliorando anche la qualità urbana. Il secondo, in questo modo ci sarà un grande miglioramento degli edifici a cui i proprietari riterranno di poter mettere mano. E terzo, l'avvio del settore di questa economia comunque farà un effetto ambientale rilevante, cioè se tutti approfitteranno del 35% dell'aumento consentito per chi mette nuove tecnologie, avremo un sacco di edifici a emissioni zero, quindi vuol dire risparmio energetico complessivo, vuol dire meno PM10, vuol dire comunque avviare il terzo Veneto a un sistema di qualità che in questo caso, non potendo dare noi incentivi, abbiamo dato l'incentivo dell'aumento di metratura cubica. Anche perché poi vi è una norma che consente ai comuni di definire quali sono le aree dove questo intervento si può fare, quindi diciamo che i comuni hanno la loro totale autonomia nell'ambito delle aree che riterranno di dover riservare. Però i momenti di crisi non li abbiamo neanche noi. Allora noi facciamo leva su che cosa? Sul fatto che molte famiglie proprietarie dei propri edifici vogliano migliorare i propri edifici e molti imprenditori di piccoli o medi capannoni vogliono migliorare il vecchio capannone, penso ai tantissimi che ancora hanno le Eternit eccetera, e quindi metri cubi in più speriamo, cioè noi siamo convinti siano un incentivo a rinnovare l'edificio.